c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. Immaginiamo un attimo Petrarca senza Laura, la donna amata che la peste del 1348 gli portò via. Non riusciremmo a concepire il poeta senza la sua musa. Ma Petrarca fu cantore di molte altre cose. Fu imprenditore soprattutto di se stesso, agricoltore e perfino diplomatico, come quando nel 1373 negoziò a Venezia una pace complessa per l'amico Francesco I da Carrara, sconfitto dalla Serenissima. Ma come trascorreva il poeta le giornate nella sua casa di Arquà? Di sicuro non entrava e usciva dall'attuale ingresso. Accedeva infatti da una strada superiore in un'altra casa che era comunque sua e in uso alla servitù, perché essendo posta più in alto gli permetteva di entrare direttamente al piano nobile senza bisogno di fare troppe scale. Ma l'avremmo incontrato anche alla loggia dei vicari, destinata alle adunanze della comunità, dove Petrarca aveva voce in capitolo, oppure intravisto raccolto in meditazione nel vicino oratorio della Santissima Trinità, così come nella chiesa di Santa Maria Assunta, dove nel luglio del 1374 ebbe i suoi funerali. Fu lui stesso a chiedere di essere sepolto qui, in un curioso riposo senza pace che tra 6 e 800 ha visto il trafugamento del braccio destro, di una costola e la sparizione del cranio. In casa Petrarca troviamo la mummia, non esattamente l'originale, della gatta del poeta, che come scrisse lui stesso a Boccaccio, in quella che è ritenuta la sua ultima lettera, «È entrata nella mia casa e nel mio cuore un bel giorno d'estate. Ha macchie di 3 colori diversi e un mantello morbido come la più raffinata delle sete. Ma sono gli occhi quel che la rende speciale. Il sinistro è verde brillante come un lago di montagna. L'altro è del misterioso colore dell'ambra luccicante». Un tale attaccamento che Petrarca con la sua gatta finì per essere immortalato, secondo la tradizione, in un affresco in Sala dei Giganti a Liviano, uno dei pochi lacerti originali che possiamo ancora ammirare.